Marco Chiuzzotto, è stato un derby sicuramente molto sentito, mai scontato fino alla fine. No, assolutamente, è una partita sempre tirata che non sai mai come va a finire. Abbiamo visto insomma, che la partita è sempre stata in bilico, alla fine hanno avuto la meglio loro, un po' per demerito nostro e un po' per merito loro che hanno creduto fino alla fine di portare a casa il risultato. Noi purtroppo siamo in una fase che paghiamo molto gli errori individuali e veniamo puniti, anche perché comunque la categoria è quella dove sbagli e vieni punito. Ecco, avete cercato di dare una scossa con la sostituzione in panchina. Che cosa sta succedendo oltre alle cose che hai elencato prima? Allora, diciamo che noi adesso cominciamo ad avere tutti i giocatori a disposizione, ma delle pedine fondamentali non sono ancora in condizione. Sta rientrando Bebettigno, sta rientrando Galliani, comunque abbiamo avuto Barnaba che aveva la febbre, ma questo non è sicuramente una scusa. Io spero appunto che col proseguo della stagione i giocatori fondamentali riprendano tono e gamba e possano essere utili, anche perché comunque qualcosa di positivo l'abbiamo visto. Rammarico resta che resti con un pugno di mosche in mano e questa non è una situazione che ci aiuta. Abbiamo bisogno di trovare il morale, di trovare certezze che in questo inizio campionato ci sono mancate. Comunque anche nella gara odierna si è visto che ci credevate fino alla fine, perché sì, siete passati in svantaggio, poi però siete riusciti anche ad andare avanti rispetto a loro. Sì, è che a parte i meriti del portiere avversario, Feverati ha fatto un'ottima prestazione, noi costruiamo tanto e concretizziamo poco, dopo veniamo puniti al primo errore che facciamo, perché se andiamo a analizzare i gol vediamo che il primo gol è stato disattenzione, fermi su una rimessa laterale ci hanno fatto gol, secondo gol un errore nostro, ci siamo persi l'uomo, quarto gol palla nostra, invece che buttarla come si dice fuori del campo abbiamo cercato di giocarla e siamo stati puniti per presunzione. Questa cosa non è accettabile, perché comunque sono persone che hanno esperienza della categoria. In un momento così difficile non è che possiamo fare il palato fino e venire fuori col colpo di tacco, dobbiamo essere concreti e invece non lo siamo. Ecco, è difficile parlare così a caldo, anche perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma che altro tipo di scossa ci potrebbe volere? La questione è che magari una partita ti gira bene e cominciamo, come ho detto prima, magari ad avere i giocatori, quelli che sono fondamentali, in condizione, che possono trascinare i ragazzi. Abbiamo visto comunque che in alcuni elementi che sono utili, non faccio nomi perché non è corretto nel computo della rosa, però insomma i colpi ci sono, dobbiamo solo trovare certezze, avere fiducia nei nostri mezzi e sbagliare il meno possibile, perché proprio quelli sbagliando diamo le occasioni agli avversari per punirci. Quindi per concludere è più che altro questione di tempo, perché comunque, come hai detto giustamente tu, qualcosa di buono si è visto, insomma. Sì, c'è stata un'inversione di tendenza, perché comunque le prime partite eravamo anche demoralizzati perché non vedevamo gioco, non vedevamo sviluppi nelle azioni, invece adesso comunque il gioco comincia ad esserci e insistendo, lavorando troveranno anche l'amalgama e la speranza è quella di poter uscire da questo brutto periodo.